Allora, ritorniamo un po' cercando di tirare un po' le fila di questi discorsi e quindi di capire anche, perché quello anche che è il messaggio che deve un po' veicolare, da un lato lo Stato che si deve muovere, questo lo dicono tutti, credo che anche forte dei voti che ha ottenuto, il consenso che ha ottenuto Renzi, si senta un po' tirato a cercare di attivarsi, bisogna capire come, quale leve intende muovere e come vuole farlo. Dall'altro l'Europa che continua a bacchettarci, riprendiamo questo discorso e questo crea un po' di ansia, perché cercano di indorarci la pillola, però in realtà non è così dorata e così dolce, perché ci danno delle scadenze molto importanti e ci dicono che quello che è stato fatto non è mai sufficiente. La paura di un'altra manovra, questa è stata palesata, è stata ritirata fuori e incombe su tutti i cittadini, su chi non ha lavoro ancora di più come terrore, perché poi si parla, io lo ripeto, di tasse sulla casa, che è una cosa gravissima, secondo me è gravissima, sugli immobili e sui beni di consumo, e per i datori di lavoro, le aziende, le piccole aziende, si parla di taglio del cuneo fiscale ma non di taglio della tassazione dell'azienda. E quindi Val dei Gamberi, quindi riprendendo un po' il punto. Allora, prima di tutto va razionalizzata la spesa pubblica, parola semplice da dire ma difficile da attuarsi. Però cosa significa? Che oggi se fra un po' di tempo ci aspettiamo, non so, le Tasi di turno che ci faranno tacere. Adesso arriva il 16 giugno, cioè ragazzi, cioè arriverà si dice una mazzata sulla proprietà, aspettate dopo le elezioni per farla, ma io dico, ma mi guardo il bilancio dei comuni, esempio, guardo il mio comune, guardo a Verona. Perché ho 21 dirigenti esterni, incarichi esterni, quando abbiamo esubero di personale all'interno? Allora, la politica che dice che vuole riformare deve cominciare a dire, bene, cari signori, voi dall'esterno tornatevene a casa, cosa devono dire? Le consulenze per 21 consulenti Ma lei è in esterni? regione, ha mai posto questo problema? Sì, io sono stato uno di 7 persone che ha votato per l'abolizione di alcuni enti, che subito erano tutti d'accordo, e poi in qualche riunione estiva improvvisamente sono trovati d'accordo destra, sinistra, Lega, non Lega, tutti. Quindi li hanno tenuti. Quindi vuol dire che quando si tratta di togliere qualcosa diventa veramente un dramma in regione a farlo. Qualche volta abbiamo fatto dei passi in avanti, poi c'è il ripensamento subito dopo, perché tutti vengono le contro. Ma se questo succede in una regione come quella del Veneto, che teoricamente figurarsi in giro per il paese. Esatto. Ma le riforme vanno fatte veramente a tutti i livelli. Io francamente. Ma cosa suggerisce che si potrebbe fare, visto che lei è una posizione anche tra virgolette privilegiata rispetto a tutti i cittadini normali o rispetto anche a un imprenditore? Purtroppo dal legislatore, da chi fa le leggi, dico che un conto ci troviamo attorno, siamo tutti d'accordo quando discutiamo, ancor più quando facciamo le campagne elettorali. Sì, perché voi state concordate col sindacato, con la categoria, quindi parliamo tutti la stessa lingua, grosso modo, piccole sfumature, però quando si tratta poi di decidere, chissà perché, tu prova a togliere un ente se sei capace, prova ad accorpare qualcosa. Oggi abbiamo fatto, guarda, parlo tanto per stare nel tema di cose che conosco, che abbiamo anche deciso. No, gli esempi mi piacciono, perché almeno la gente qua diciamo, dobbiamo efficientare il sistema, enti locali, magari portare il comune a dimensioni, diciamo, di 3.000 abitanti, 5.000 abitanti, ok, perfetto. Abbiamo inventato una cosa che è pazzesca, abbiamo creato l'unione di comuni. Tutti sono convinti, i cittadini, che bello, unione fa la forza, mettiamo insieme, unione dei comuni, un sindaco solo, tutte balle, non è vero. L'unione dei comuni è un altro ente che viene creato, e io ho votato contro questa cosa, che viene dove abbiamo due comuni da 2.000 abitanti e uno da 1.000, creiamo il quarto comune da 5.000, dove c'è il presidente che prende l'indennità della sommatoria degli altri sindaci, un consiglio, un'altra sede e altro personale ancora. E per cui alla fine, invece di pagare meno tasse e risparmiare, gli affidiamo 3 servizi, la vigilanza, così poi per fare quadrare i bilanci aumentiamo le multe sul territorio. Abbiamo semplificato qualcosa, abbiamo creato un ente su un ente. Perché non facciamo, allora lo Stato deve imporsi e dire, cari signori, da domani mattina, vi do 2 anni di tempo, domani mattina, che ne so, in montagna 5.000 abitanti, non meno 5.000, nelle altre zone 10.000, 2 anni di tempo, altrimenti commissariamento. No, è troppo, fondiamo, quindi facciamo un unico ufficio anagrafe, un unico ufficio tecnico, un unico ufficio, e quindi razionalizziamo, andiamo a livelli superiori, ma queste operazioni qua possiamo farle a tutti i livelli, ma vanno fatte, vanno le competenze. Abbiamo vissuto da tanti anni di slogan, devolution, cosa si diceva? Dobbiamo avvicinare ai cittadini i servizi, benissimo, fino a un certo punto, ma non dobbiamo spacchettarli in mille rivoli, non posso la competenza
penso all'ambiente, l'impresa che ha competenza con l'ambiente va in provincia, fa mezza pratica è fatta con la regione e l'ARPA, magari dice le cose diverse dalla provincia e avanti, prendiamo un ente solo che faccia tutto quello. Quindi lei dice comunque che lavorando dentro il settore legislativo... Io sono per tirare via, per esempio, oggi abbiamo una grande mania, oggi andiamo a creare città metropolitane che sono un altro baraccone, un altro baraccone, io non ci credo, sono pronto perché guardiamo quei compiti che hanno, sarà un altro baraccone. Ma oggi togliamo le province che poi non le togliamo e facciamo le città metropolitane. Cioè, dove vogliamo andare? Questi qua sono costi che poi si ribaltano, diventano col cuneo fiscale che tutti paghiamo, che non ci rende competitivo, non ci permette alle imprese di assumere. Questa è la realtà di oggi. Ma però quanti ne trovi contro le città metropolitane? Tutti sono d'accordo? No, vabbè, ma oggi c'è stata una controversia abbastanza grossa sulla città metropolitana. Sì, la polemica adesso, ma intanto sono gli stessi che hanno votato pochi mesi fa. Perché ce la vendono, ce la mettono in un piatto d'argento? Sì, in dorata, è un ente che non serve, ma gli stessi che oggi si lamentano, lo usannavano 6 mesi fa, Verona-Vicenza, ma cosa c'è in comune tra Verona-Vicenza e Rovigo? Da gestire, cosa volete mai? Ora togliamo la regione, mettiamoci d'accordo, non possiamo creare livelli intermedi di cosa? Ma sono soldi, sono uffici, sono sedi, sono distaccamenti, sono riorganizzazioni che costano. Ma veramente, andrebbe creato di enti intermedi, province, dovrebbe fare 3 cose: la viabilità e le scuole, le scuole e poco più, poi quindi un terzo di dipendenti attuali, basta e avanza, un'azienda snella controllata da 3 comuni, ma un terzo di dipendenti, il resto lasciamo o in regione o lasciamo il comune, cioè rafforziamo il comune, allarghiamo o tiriamo la regione, altrimenti se non diciamo togliamo la regione, ma mettiamoci d'accordo cosa togliere e da che parte partire, non voler continuare a dire rinnoviamo, invece peggioriamo. Sentivo che parlavano a Report, mi pare fosse la trasmissione, comunque 7.000 in Italia, 7.000 enti parastatali, 7.000, quindi agganciamoci a quello ce ne sono anche un po' di più erotti. Bene, se guardiamo, visto che noi siamo tanto innamorati dell'Europa, in Francia e in Germania non arrivano a 10. Ecco, c'è una bellissima frase, quando nel 1981, quando Ronald Reagan entrò neopresidente, disse: nella grave crisi attuale il governo non è la soluzione dei problemi, il governo è il problema. È la causa dei problemi, è il problema, perché a questo punto noi sappiamo cosa bisogna fare, il governo lo deve attuare. Ecco, perché gli imprenditori ci possono mettere... Questo è il fatto. Trovare soluzioni possibili. Io chiedo tra le soluzioni possibili, chiedo di nuovo a tutti quanti voi, la butto là a Zabeo ma anche al CGIL. Oggi sentivo un'intervista al sottosegretario Baretta che diceva bisogna che questa tassazione locale, che adesso ha questa scadenza, non si capisce prorogata o non prorogata, intasamento fiscale che si trovano i cittadini, esatto, questo cosiddetto ingorgo, guarda te, sapevano benissimo dove andavano a parare, ce l'hanno piazzato lì, chi se ne frega. Maggior federalismo nella gestione delle risorse, quindi dare più libertà di gestione agli enti, questo ha buttato la Baretta, poi bisogna vedere cosa vuol dire questo. Lei come la vede? Può essere anche questo? Il problema è che se tu tagli i trasferimenti dallo Stato agli enti locali, come è stato in questi ultimi anni, e poi lasci autonomia di aumentare o diminuire le tasse, questo si traduce in un aumento delle tasse locali, di fatto nessuno taglia e si continua ad aumentare, e la partita della Tasi si sta giocando sostanzialmente così, nel senso che c'è stato un forte, quasi tutti molti comuni, la stragrande maggioranza ha portato l'aliquota massima, di fatto tu ti trovi praticamente con un livello di tassazione molto molto pesante. Le imprese ad esempio si troveranno, oltre all'IMU che pagavano l'anno scorso, si trovano la Tasi in più, e noi abbiamo fatto un calcolo che rispetto a quando pagavano l'ICI, sui capannoni ad esempio hai degli aumenti che arrivano anche al 150%. È tantissimo, bravissimo. Capisci benissimo che con questi costi fissi, improduttivi, perché poi questo non è che si trasforma in maggiori servizi, una qualità in termini di qualità e quantità, ma è solamente praticamente un aumento delle tasse che diventa insostenibile, un momento non ha liquidità, fa fatica ad arrivare a fine mese. Cosa si rischia con questo? Perché voi avete dato questo allarme appunto un mese addietro con la vostra ricerca. Si rischia di gettare nel dramma molte imprese che sono in difficoltà. Tra l'altro noi abbiamo segnalazioni di persone che ci dicono: io
ho chiuso l'attività perché non ce la facevo, ho provato ad affittare o a non vendere il riesce a dare in capannone, non affitto. ce la faccio perché e mi devo accollare anche l'IMU sì. piena e adesso anche la Tasi, quindi che sono cifre importanti. È chiaro che questi qua sono difficoltà, sono un furto veramente. Sì, perché di fatto diventa un esproprio, perché non è che bravo. l'IMU, cioè il capannone sia una Ma è forma di meglio se ti ricchezza. espropriassero, perché almeno ti danno qualcosa, non te lo espropriano nemmeno, ti dicono no, ti devi arrangiare perché non lo vendi nemmeno il capannone, lo devi tenere lì e pagare e ti vengono mangiati anche la casa perché non riesci neanche a venderlo. Peggio dell'esproprio, Quindi questo ti portano via e ti pagano qualcosa, non ti pagano niente nessuno. La sensazione è appunto che i sindaci sono diventati dei nuovi gabellieri per conto dello Stato E devono farlo. e il cittadino è chiamato a pagare e basta. Insomma. E non ha nessuna possibilità di reagire, di in qualche modo determinare queste situazioni, ma le subisce e basta. Esatto. A fronte di questo molte imprese dopo, vabbè, sono anche dati che esistono, poi voi le affrontate quotidianamente, prendono la via dell'oltreconfine, per carità, contento e non contento, dopo bisogna vedere le soddisfazioni. Questo vuol dire che poi vengono chiuse aziende, se siamo giunti in chiusura ci danno segnali, ma proprio l'ultima battuta, persi posti di lavoro, persa occupazione. A questo punto non è il caso di farsi la voce molto molto più forte di dati, di questioni. Cioè noi intanto vogliamo fare la voce più forte in Europa, perché la preoccupazione che veniva detta prima, no, di un'altra manovra sta dentro quella logica e quelle politiche. Se noi non cambiamo lì in Europa, noi non abbiamo. Ma intendete fare qualcosa? Cioè, no, sicuramente questo, cioè, intanto vabbè, se già, come Regione Veneto, si è già modificato. Beh, la Regione Veneto deve fare. Perché il settore produttivo con la Lombardia e anche in parte l'Emilia Romagna sono quelle che trainano al di là di tutto. No, però certo, se non fanno questo qualcosa. Ci vuole, sono d'accordo con quello che mi ha detto prima, ci vuole più Stato, quindi ci vuole più intervento pubblico, più aiuto da parte del pubblico, della Regione e dello Stato nelle imprese. Avete pensato a qualcosa? Perché le categorie lamentano, cioè giustamente. Cioè noi avevamo, tra l'altro, assieme alle categorie abbiamo presentato al governatore Zaia una serie di proposte per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi europei in maniera mirata, proprio per favorire buona occupazione, quindi innovazione in determinati settori, perché c'è bisogno di scegliere dove andare a investire e quindi c'è bisogno di indirizzo, c'è bisogno di una regia da parte del pubblico e all'interno di questo insomma, ci stanno i lavoratori, ci stanno le imprese in un'ottica comune. Sì. Posso aggiungere una cosa? Visto che prima parlavamo di energia, che è una cosa anche molto importante, volevo dire, nel nord-est, d'accordo, in Lombardia per la precisione, ci sono delle aziende che producono dei macchinari per quanto riguarda quello che è lo smaltimento dei rifiuti, d'accordo? Quindi macinano tutto, dai copertoni al ferro, all'umido, al tessuto, tutto, 360, tutto, bene. Questo cosa fa? Produce energia. A che costi? A zero costi. Perché? Anzi loro dicono datemi più rifiuti possibili perché più ho rifiuti più riesco a produrre energia, quindi le cose si compenserebbero e automaticamente non ci sarebbe più un costo elevato per quanto riguarda i rifiuti e un costo elevato di energia. Bene, domandiamoci perché questi macchinari in Italia non è concesso, non c'è la possibilità di venderli e l'azienda li vende all'estero. Magari sono inquinanti, adesso non sono. No, non sono inquinanti. Ma non so, si chiamano inceneritori. Sfido chiunque a volerli a casa sua nel suo comune. Non sono inceneritori, non sono inceneritori. Brescia non è inceneritori. Non sono inceneritori perché loro producono Brescia energia, si riscalda, fa l'acqua calda. Non fanno residuo tossico e quello è il residuo ma qui approccio le mani perché no, assolutamente, poi se vuole le dico anche il nome così va a documentarsi su internet. Vabbè, guarda, non è che sta dicendo una primizia. In Italia non li fanno commercializzare, quindi diciamo perché non dobbiamo abbassare i costi, cioè la possibilità di fare dei tagli e di aiutare le imprese a tornare in Italia c'è. Va bene, se ci fossero meno caste probabilmente ci sarebbe più lavoro, ecco quello volevo dire. Va bene, allora l'impegno da parte di tutti c'è perché ognuno per i propri, poi magari con Trimulino Vento come tante volte fa Valdegabri sconfortato, CGA continua a fiducia. Però la ricetta è un'altra, invece è stato detto più Stato, meno Stato deve sparire dallo meno spazio. Aiuti diceva dello Stato. Europa nel senso di regole uguali per tutti, che dove le regole che vengono in Germania vengono per l'Italia, il costo denaro in Germania deve essere uguale all'Italia. Se siamo in Europa siamo tutti allo stesso posto, però il comportamento italiano deve essere pari con i tedeschi, non possiamo noi essere i più furbi quando ci fa comodo e poi essere i delinquenti quando ci fa comodo, gli evasori e quelli che approfittano e che derubano i corrotti e poi voler essere europei dall'altra parte, dobbiamo essere europei in tutto. Assolutamente. Allora siamo in chiusura, grazie ai nostri ospiti che siete stati qui con noi, grazie a voi di averci seguito, vi lascio in compagnia di Euro Inter, ma noi ci vediamo naturalmente domani alle 13. Grazie, buon proseguimento. Euro Interim International.
Vuoi vendere i tuoi prodotti all'estero ma non hai distributori validi? Vuoi costituire una società all'estero ma non sai come funziona la burocrazia in quel paese? Vuoi realizzare i tuoi progetti all'estero ma non hai un partner in loco? Euro Interim International, in collaborazione con partner locali, può aiutarti a fare tutto questo e non solo. Crediamo che il futuro sia nell'internazionalizzazione d'impresa. Siamo attualmente attivi nei seguenti paesi: Cina, India, Russia, Brasile, Cile, Vietnam, Turchia, Polonia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia. Possiamo offrire i seguenti servizi: internazionalizzazione e delocalizzazione d'impresa, analisi di mercato e studio di fattibilità, ricerca di partner commerciali, distributori e importatori, consulenza fiscale, legale e contabile, costituzione di società, uffici di rappresentanza e showroom, registrazione di marchi, brevetti e diritti secondo la normativa del paese di riferimento, ricerca bandi di finanziamento o fondi a supporto di percorsi di internazionalizzazione, HR Service, ricerca e selezione del personale in loco, reclutamento di personale temporaneo in loco, outsourcing di gestione risorse umane, gestione busta paga, gestione personale. Euro Interim International. Buongiorno da Romania, sono Adela Cristia, il partner di Euro Interim International in Romania. Siamo una struttura di professionisti in grado ad offrire servizi nel campo delle ricerche di distribuitori, ricerche di mercato e tutti i servizi necessari per lo start-up dei business in Romania, tipo consulenza legale, consulenza fiscale, consulenza nel campo delle risorse umane. Siamo una struttura pronta a servire i clienti italiani che vengono in Romania per investire. Mi chiamo Liu Yanping, sono il responsabile di Euro Interim International, la nuova business unit del gruppo Euro Interim per l'internazionalizzazione di imprese. Lo scopo del nostro servizio è di aiutare le imprese italiane che vogliono sviluppare il loro business all'estero. Per esempio, se l'imprenditore vuole vendere i suoi prodotti in questi paesi, per esempio in Cina, noi in Cina tramite i nostri collaboratori locali possiamo fare una ricerca e selezione di distributori locali. Questi distributori locali sono del settore, possono aiutare gli imprenditori italiani a promuovere e vendere i loro prodotti in Cina oppure nel mercato di riferimento. Che cosa richiede la Cina e quindi quali possibilità di maggior rilievo ci possono essere per i nostri imprenditori? Su quali mercati puntare? Quali settori? In Cina veramente i cinesi amano tantissimo i prodotti italiani. Il Made in Italy è molto rinomato, per esempio su abbigliamento, nel settore di mobile, nel settore di gioielli.